Norme ancora poco chiare e meteo incerto frenano la ripartenza di bar e ristoranti. Tornano i clienti ma solo seduti al tavolo. All'aperto la FIPE chiede modifiche alle restrizioni. Il sindaco invita alla pazienza. La variante indiana è arrivata in Veneto, la conferma stamattina con la chiamata a ZAI dell'Istituto Zooprofilattico. Padre e figlia residenti nel Bassanese sono in isolamento, altri 2 casi sospetti allo studio. Defezione degli over 70, la regione anticipa la campagna vaccinale agli over 60, via le prenotazioni online, intanto crollano gli ingressi degli over 80 in terapia intensiva, merito del vaccino, conferma Zaia. Da stamane anche nella Marca è aumentato il numero degli studenti che seguono in presenza le lezioni, scuole chiuse nel capoluogo per il ponte del patrono, ma 2 istituti hanno deciso di restare aperti, disagi per 50 studenti senza bus. Iniziati i lavori di ATS nel quartiere di San Giuseppe a Treviso, viabilità rivoluzionata con la Noalese a senso unico. Una volta ultimati i lavori potrebbe arrivare la ZTL per i mezzi pesanti. Passamontagna e pistola per realizzare l'ennesimo video di violenza da pubblicare in rete. 22enne denunciato dai carabinieri a Silea. Niente nuovi filari di Prosecco sulle colline UNESCO per almeno 3 anni. Decisioni unanime di cantine e associazioni di categoria. Tregua all'interno del consorzio Conegliano Valdobbiadene. L'incendio al condominio di via Pennacchi a Treviso. Parlano i genitori della donna disabile presa in braccio e portata in salvo da un vigile del fuoco. Il padre era pronto a restare con lei e a rischiare la vita. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Allora subito direi di andare a Treviso, dove Cristian Arboit e Nicola Marcato continuano il loro giro già iniziato nel telegiornale del Veneto, che proseguirà poi in prima serata a Ring per capire come sta andando la riapertura serale di bar e ristoranti a Treviso. Cristian. Sì, Nicola, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Sta andando bene, forse al di là delle più rosee aspettative, anche perché ci sono 13 gradi, quindi la temperatura non è quella caratteristica di una bella serata primaverile, però perlomeno non piove, perché le previsioni davano anche brutto tempo. Tanti però non si sono fatti intimorire. In questo preciso momento con Nicola Marcato mi trovo in piazza Monte di Pietà. Siamo sul retro sostanzialmente di Piazza dei Signori. Fra un po' ci raggiungerà anche il titolare del caffè Due Pomi, ma fortunatamente è indaffaratissimo. Ecco, chiedo a questi ragazzi com'è questo primo spritz. Vedo che è già finito. Sa di libertà, è più buono del solito. È stato molto atteso, questo sicuro. Finalmente siamo potuti uscire e stiamo cercando di viverla al meglio. Ecco, da quanto lo aspettavate? Da un po' di mesi, in realtà sì. Anche voi? Sì, aspettavamo da tanto. Anche per presentare la fine sessione degli esami, quindi sì, ci voleva. Voi siete anche studenti? Sì, tutti e 4. Comuni diversi, quindi era da un pezzo. Esatto, quindi era da un po' che non c'era. 4 comuni diversi, quindi. Quali comuni? Giavera del Montello. Loro sono da Casale e da Silea. Vi siete ritrovati questa sera dopo quanto tempo? L'anno scorso, settembre, ottobre, più o meno. Ecco Nicola, come vedi sono racconti, diciamo così, di libertà, per utilizzare il termine del nostro primo amico, ma c'è il signor Paolo Vianello, che è titolare del caffè Due Pomi. Com'è andata questa prima giornata, signor Vianello? Come prima giornata diciamo che stamattina è stata abbastanza tranquilla, poi man mano nel pomeriggio si è abbastanza riempito di ragazzi soprattutto, e comunque hanno fatto uno spritz ordinato, senza l'affanno di correre le 18 a casa. È uno spritz molto più ordinato e anche hanno rispettato quasi tutte le regole. Ci sono stati momenti quindi particolari, non ha dovuto riguardire qualcuno, tutto ok? No, assolutamente, tutto regolare, con le distanze, i tavoli, si sono veramente comportati bene. Quali sono le sue aspettative arrivati a questo punto? Che cosa si augura per le prossime settimane? Ma io spero che comunque il coprifuoco venga spostato almeno a mezzanotte, anche per dare la possibilità a tutti di tornare a casa dopo l'aperitivo, dopo la cena al ristorante. E questo è quello che mi aspetto. Ecco, qual è stato il momento più duro per voi titolari di bar?
E il momento più duro è stato quando c'era il lockdown, naturalmente, quando eravamo chiusi, poi comunque con la sport era molto limitato il lavoro e adesso si sta riprendendo, speriamo, non lo sappiamo ancora, ma speriamo che... A questo punto la speranza immagino sia quella di non tornare indietro, l'unica speranza. Beh, soprattutto non tornare indietro, comunque rispettando le regole non si dovrebbe tornare indietro. Grazie signor Paolo, grazie davvero. Ecco, lo hai sentito Nicola, però con il servizio di Lina Paronetto vediamo insieme com'è andata l'intera giornata a Treviso. Lina Paronetto. Via Municipio per salutare il ritorno al lavoro dell'oste, qualcuno gli lascia addirittura una dedica all'ingresso. Tra l'ora dell'aperitivo e quella del pranzo Treviso si riappropria di un pezzo di normalità. Bar e ristoranti tornano ad accogliere i clienti anche se solo all'esterno. In piazzetta Indipendenza questi ragazzi festeggiano seduti ai tavolini la laurea. Una laurea magistrale è un passo importante, deve essere fatto in presenza. Ma bar, pizzerie e trattorie fanno i conti con un lunedì freddino in cui minaccia di piovere e le scuole sono chiuse per il ponte di San Liberale. E stasera? Stasera vediamo, ma questo tempo qua non prendete per niente buono. Se arriva la pioggia e brutto tempo, freddo, salta tutto purtroppo, quindi è una variabile che gioca tanto in questo periodo. Non si sa bene se uno può bere a che ora, in piedi, fuori, al banco, il discorso del banco non si sa. Quindi dovrebbero essere un po' più chiari nei regolamenti. Niente servizio al banco se non è accessibile direttamente dall'esterno. Prima si diceva che si poteva servire al banco, stamattina ci è arrivata la conferma che così non è e a noi penalizza. Chi è in questa situazione, per di più senza tavolini all'aperto, è costretto inoltre a terminare l'asporto alle 18, una doppia beffa. La richiesta della Federazione dei Pubblici Esercizi è che una serie di limitazioni vengano riviste. La prima richiesta è di rivedere il servizio al banco, che al momento non è consentito. La seconda cosa è la revisione dell'utilizzo dei posti interni, che evidentemente almeno con magari favorendo il ricambio d'aria. E poi la terza limitazione ovviamente è quella del coprifuoco. Intanto in città sono ulteriormente aumentati i plateatici. Il sindaco Mario Conte si appella alla pazienza dei residenti. In questo momento noi dobbiamo obbligatoriamente tendere la mano alle attività commerciali. In questa fase particolare per aiutarci dobbiamo concedere degli spazi che magari in altri momenti non avremmo fatto, però chiedo davvero pazienza, un sacrificio, chiedo davvero un sacrificio e chiedo un aiuto anche ai residenti. Ovviamente ci sarà un occhio di riguardo anche per quelle che sono le loro esigenze e chiederemo rispetto reciproco tra esercenti e residenti. Sì, eccoci, abbiamo cambiato location, siamo ovviamente in Piazza dei Signori sotto la loggia dei 300. Questa è la situazione da Pinos in pizzeria, ovviamente non è arrivata ancora tanta gente, i ristoranti si stanno preparando, poi nel corso della serata incontreremo anche dei ristoratori, ci sono diverse prenotazioni, quindi qualcosa si muove anche sul fronte della ristorazione, però appunto lo spritz sta volgendo al termine, sono le 19:30, ragazzi com'è andata? Molto bene dai, si sta bene con i ristoranti aperti. Finalmente? Finalmente sì. Ecco, da quanto aspettavi questo momento? Da troppo, da tanto. Quindi vi siete ritrovati con tutte le distanze di sicurezza del caso, insomma? Sì, assolutamente. Mi dica, cosa vuole sapere? È il primo spritz, il secondo, raccontaci. È il terzo oggi, finalmente, bisogna assolutamente approfittarne perché non si sa quanto ancora si può stare così. Allora a questo punto ragazze, un brindisi, ci fate un brindisi? Grazie. Grazie davvero. Ecco Nicola, questo è il clima. Ovviamente vi racconteremo la serata trevigiana di questa serata di mezza primavera e vediamo quali sono le speranze e anche i timori. Ti restituisco la linea. Grazie. Con il brindisi ci salutiamo, poi ti rivedremo a Ring questa sera con Ferdinando Avarino, sempre in collegamento da Treviso. Allora, il sondaggio di oggi è dedicato anche a questo, già lanciato nel corso del nostro telegiornale del Veneto, sulle riaperture. Hanno preferito le scuole alle imprese, il coprifuoco, le regole solo all'aperto stringenti, invece una scuola che ritorna
torna, seppure non ancora al 100%, un nuovo passo in avanti per le scuole. Secondo voi è stata fatta questa scelta e se è stata fatta questa scelta è giusta? 0422 162 6691 se per voi è sì, 0422 162 6690 se per voi è no. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito del sondaggio a Ring. Intanto sul fronte sanitario la notizia, l'annuncio di oggi, la variante indiana è arrivata in Veneto. Vi annuncio che oggi abbiamo i primi due pazienti a Bassano, 2 indiani, padre e figlia, con la variante indiana. Padre e figlia di ritorno dall'India non ricoverati ma in isolamento. La variante indiana è arrivata in Veneto. Il primo caso sequenziato mentre è allo studio, conferma Zaia, un secondo caso afferente ad altri 2 pazienti non indiani non residenti nel Bassanese. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di variante indiana, la meno conosciuta. Confermata variante indiana dall'Istituto Zooprofilattico, ho parlato stamattina con la dottoressa Ricci, il direttore. Nessun allarmismo, il Presidente invita alla calma. I dati sulle varianti fino ad oggi hanno confermato la bontà e la valenza dei vaccini. Piuttosto ricorda i dati sulla campagna vaccinale che confermano il Veneto regione al primo posto in Italia. Da qui la decisione di giocare d'anticipo sulla tabella di marcia. Pur lasciando sempre aperte le agende agli over 70 e quindi anche agli over 80 e tutto quello che viene dopo andando in su d'età, da giovedì si vaccineranno anche gli over 60. Questo per ovviare al rallentamento della campagna vaccinale dovuto all'astensione di un buon 30% di over 70 che ancora non si sono prenotati. Appello ai settantenni, cioè a chi ha più di 70 anni, dai 70 in su. Le agende sono aperte, prenotatevi. Il dibattito su AstraZeneca ha pesato sui rifiuti al vaccino, lo confermano i dati. Abbiamo casi non significativi, da dire abbandoni importanti, però di chi al centro vaccinale torna a casa senza essersi vaccinato. E per convincere ulteriormente gli indecisi il Presidente porta in conferenza il direttore delle terapie intensive del Veneto. Abbiamo avuto solo il 2% di pazienti over 80 nel mese di aprile. Questo vuol dire che nel mese di aprile sono entrati in terapia intensiva solo 8 pazienti. Gli over 80 stanno letteralmente sparendo dalle terapie intensive. Insomma, il vaccino funziona. La sanità del Veneto tornerà questa sera sotto la lente d'inchiesta di Report. I nostri dati sono reali, ha confermato oggi il dottor Rosi. In Veneto c'è sempre stata massima trasparenza sui contagi e sulle terapie intensive. Posso anche dirvi che nessuno sul serio mi ha mai chiesto di modificare i dati e anzi neanche mai chiesto che cosa avrei comunicato prima che lo comunicassi. Abbiamo sentito oggi pomeriggio anche nella Marca Trevigiana, nell'ULSS 2, aperta la prenotazione per la fascia 60-69 anni per le vaccinazioni, esauriti in 3 ore i 6.700 posti di questa settimana. Intanto il punto sulla vaccinazione con il direttore Benazzi. Siamo al 74% come persone over 70 già fatte e ci avviciniamo all'80 se all'interno di questo aggiungiamo i circa 5.000 persone che hanno avuto il Covid e che quindi per vaccinarle dobbiamo attendere 3 mesi. Quindi l'80% che secondo noi è un ottimo risultato. Fa il punto sulla vaccinazione per fasce d'età il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi nel giorno dell'apertura del Vax Point Drive-In alla Dogana. La copertura con prima dose dei 70enni è considerata buona, anche se resta uno zoccolo duro di anziani che per varie ragioni non si presentano, specie tra chi ha dai 70 ai 74 anni, e restano 4.062 over 80 che rifiutano il vaccino, forse per timori ingiustificati legati alla vaccinazione, visto che nella Marca ad oggi non c'è stata alcuna reazione avversa importante. Anche oggi sui 2.414 posti disponibili si sono iscritti solo 919 settantenni, tant'è che da domani, come da disposizione regionale, si apre ai sessantenni ed in 3 ore, oggi pomeriggio, i 6.700 posti di questa settimana sono andati esauriti. L'indice RT della Marca sale leggermente a 0,8, legato a diversi contagi tra gli studenti. 164 ad oggi le classi in isolamento o quarantena, con alcune classi dal Vittoriese all'Asolano a Castello di Godego con più di 2 fino a 9 alunni positivi. L'appello nel giorno di un maggiore ritorno in presenza delle classi è a rispettare le regole. Massima prudenza non tanto nell'ambito scolastico quanto nell'ambito extrascolastico, familiare, eccetera, insomma, no?
Allora, appunto, le scuole, da questa mattina anche nella Marca è aumentato ovviamente il numero degli studenti che seguono in presenza le lezioni. Vediamo com'è andata sul fronte dei trasporti. Noi abbiamo messo ovviamente le navette per raggiungere gli istituti, però ovviamente all'esterno non potevamo mettere tutti i bis perché non conosciamo la provenienza dei ragazzi. Istituti chiusi a macchia di leopardo non hanno certamente aiutato MOM nel primo giorno del ritorno a scuola al 70% in presenza degli studenti, che nello specifico a Treviso per il ponte scolastico di San Liberale, non riconosciuto da Palladio e Cannosiani, si è tradotto in studenti che attendevano bus dedicati perdendo quelli di linea. Oltre a ciò qualche problema si è riscontrato in 2 tratte. C'è la linea 110 da Cornuda verso Valdobbiadene e la linea 135 a Susagana. Abbiamo avuto su un caso 10 ragazzi, su un caso, nell'altro caso 5 ragazzi. Complessivamente si è conclusa così per la MOM la prima giornata. Un buon risultato secondo il Presidente in rapporto alle corse complessive. Circa 3.000 sono in movimento complessivamente nell'arco della giornata. Questa mattina saranno state 1.500 circa. Quasi ferma l'area di Treviso e di Castelfranco, i nodi cruciali erano Conegliano e Montebelluna. Alle 7.15 l'arrivo in autonomia del primo studente al parcheggio Sansovino, mentre alle 7.20 la prima corriera. Primo quindi ne ha portati? 3. A seguire sono arrivati scaglionati una cinquantina di mezzi, abbondantemente al di sotto del 50% della capienza per molti, ma non per tutti. Dammo fumo, 41 che poteva caricare ne aveva 36. Giudizio positivo dagli studenti. Com'era l'autobus stamattina? Buono. Buono? Giusti oppure un po' troppi? No, eravamo giusti. Ragazzi molto attenti alle regole anticontagio secondo i conducenti. Come sono stati gli studenti oggi disciplinati stamattina? Ma certamente come al solito. Sono sempre disciplinati oppure un po' così? No, tutti bravi, tutti bravi. Infine soddisfazione dal coordinatore MOM. Sono arrivati 500 studenti con 30 bus. Il bilancio è abbondantemente sotto il 50% di capienza, insomma tutto regolare. Il primo giorno dei vaccini drive-in, cioè in auto all'ex dogana, ma c'è anche chi è arrivato a piedi. A piedi al drive-in? Sì. Come mai? Non c'è il cinema però. Ma come mai avete deciso di venire a piedi? Perché le distanze ci hanno impegnato a prendere il taxi. Al drive-in a piedi pur di vaccinarsi. Debutto con variante per il centro tamponi della dogana di Treviso da questa mattina con 2 corsie per immunizzarsi senza scendere dall'auto. Oppure, come queste signore, fatte sedere come se fossero in macchina e costantemente seguite da personale sanitario e dai volontari. Procedura snella con tanto di casello. Come si stanno comportando? Sono tutti a posto? Sì, assolutamente, tutti molto disciplinati, tutti con l'appuntamento, tutti pronti, tutti anche contenti di fare il vaccino. Poi la coda per l'iniezione. Ma se l'aspettavi di venirlo a fare il drive-in? Beh, ieri ho fatto la prenotazione, mi hanno detto appunto di venire qua. Velocità nella somministrazione accompagnata dalla puntualità nell'appuntamento ha fatto sì che le uniche code presenti in zona fossero quelle del vicino CERD di Contarina. Pratico anche il dopo somministrazione con i 15 minuti di osservazione passati nel parcheggio apposito sotto lo sguardo vigile dei volontari. Quasi unanime il giudizio dei cittadini. Non è un grande problema. Ma magari un po' di diffidenza quella pare sia per qualcuno ancora da superare. Per me, secondo il mio parere, non va, perché ti devi spogliare, metti in macchina, togli la camicia, togli la canottiera, esci proprio il braccio. Per la maggioranza dei pionieri il drive-in vaccinale è comunque da promuovere. È uguale come se fosse stato la prima dose o seconda? La prima. Pensava meglio in ospedale o va bene anche? No. È stato abbastanza veloce e non c'è nessun problema, insomma. Mi sembra che possa andare così. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in diretta, viabilità e cantieri, da oggi la rivoluzione della Noalese a senso unico. Al via i lavori per l'acquedotto e la fognatura, viabilità rivoluzionata nel quartiere di San Giuseppe, con la Noalese in direzione nord diventata a senso unico dalla rotatoria della tangenziale fino ai piedi del cavalcavia. Il traffico diretto a sud dalle Stiore verso la tangenziale viene deviato in via da Corona, strada Boiago, per poi sbucare in viale della Serenissima, dove oggi è aperto anche il nuovo Vax Point, e da qui rientrare sulla rotonda della tangenziale. Così per auto e bus. I mezzi pesanti invece dalle Stiore devono proseguire per la Castellana,
Qualche disagio c'è stato, con un po' di confusione e superlavoro per i vigili urbani impegnati a controllare ed informare i cittadini. Devo dire che effettivamente l'esperimento sta andando benissimo, c'è stato qualche rallentamento solo verso le 8 perché naturalmente è un'ora di punta, ma possiamo verificare che il traffico è assolutamente fluido. Una nuova viabilità con la quale i residenti dovranno convivere indicativamente fino a metà luglio, tra le preoccupazioni degli esercenti che hanno tappezzato il quartiere di cartelli per indicare che le attività sono aperte. L'importante è portare pazienza perché l'intervento è molto invasivo in termini di viabilità, però diciamo che la collaborazione dei cittadini di Treviso anche questa mattina si è rivelata molto efficace. Terminati i lavori potrebbero esserci delle importanti novità per il traffico pesante, da anni grande cruccio del quartiere. E dopo il termine dei lavori potremo anche ipotizzare una ZTL solo per i camion. Ne abbiamo parlato questa mattina con il sindaco e la proposta è assolutamente fattibile, quindi al termine dei lavori è ipotizzabile una ZTL solo per i mezzi pesanti. La cronaca eseguita oggi dal dottor Alberto Furanetto, l'autopsia sul corpicino della neonata morta poche ore dopo essere venuta alla luce la tragedia, lo ricorderete, all'ospedale di Montebelluno, dove la mamma, una trentenne di Mariano di Piave, era giunta mercoledì mattina al termine di una gravidanza regolare. Per chiarire le cause del decesso è stato necessario eseguire dei prelievi di tessuti sia sugli organi della bambina che sulla placenta. Gli esami istologici consentiranno di capire se il decesso della piccina sia stato causato da qualche patologia. Il risultato si conoscerà tra 60 giorni. Nel frattempo verrà analizzata anche la cartella clinica. L'ULSS 2 intanto, dopo i 2 audit del personale presente al parto, ritiene sia stato fatto tutto il possibile per salvare la neonata ed esprime ovviamente tutta la vicinanza ai genitori. Ancora la cronaca, un incidente a Conegliano questa mattina, una 25enne ferita ma fortunatamente in modo non grave, protagonista dello schianto avvenuto appunto a Conegliano. La giovane ha perso il controllo della sua Opel Corsa e l'auto ha abbattuto un lampione per poi ribaltarsi su un fianco. Soccorso dei vigili del fuoco che hanno liberato la 25enne insieme ai sanitari del SUEM che l'hanno trasportata al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri, rallentamenti lungo la zona per permettere le operazioni di soccorso. A Monastiere adesso, a Monastiere, dove il caso dell'abitazione occupata abusivamente da quasi un anno oggi trova una conclusione. La casa di Via Pralongo di Monastiere, abitazione di famiglia disabitata occupata abusivamente da una donna nigeriana per mesi, da oggi è finalmente libera. La notizia è da subito rimbalzata sul gruppo furti in corso che da mesi seguiva la vicenda. L'intervento delle forze dell'ordine e la soddisfazione della proprietaria che torna in possesso del suo bene. Finalmente siamo riusciti dal 7 luglio al 26 aprile del 2021. Credo che i mesi siano stati tanti, le corse tanti, i sacrifici tanti. E l'abbiamo liberata finalmente. È tornata libera e tornerà a far parte della loro famiglia e ricomincerà a generare altri ricordi, che è quello che volevamo noi. Ne siamo felicissimi. Una vicenda discussa che ha avuto una risonanza mediatica senza precedenti. Del caso si sono occupati anche i media nazionali. Ad aprile una delegazione di Fratelli d'Italia aveva organizzato un sit-in davanti alla casa. Il grido: fuori gli abusivi. Il sindaco Paola Moro, accusato di non aver fatto abbastanza per risolvere la vicenda, ha ringraziato le forze dell'ordine per il continuo monitoraggio della situazione. Ero informata su tutto e stamattina poi sono stata chiamata dal comandante della stazione dei carabinieri qui di San Biagio, che mi ha appunto informato che la questione era risolta definitivamente. Questo è un caso isolato, il territorio è ben monitorato, ben presidiato dalle forze dell'ordine, da chi lo amministra, e quindi non c'è assolutamente da preoccuparsi. Questo è stato e rimane un caso isolato. Passamontagna e pistola per realizzare l'ennesimo video di violenza da pubblicare in rete. Un 22enne pizzicato e denunciato a Silea. Pistola scacciacani già priva del tappo rosso, munizioni, passamontagna e una videocamera digitale. Il set perfetto, quello dell'ex Chiari e Forti, uno scenario post-industriale, un edificio abbandonato. Un 22enne moldavo è stato trovato dai carabinieri e denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere, di invasione di terreni, oltre che sanzionato per essersi spostato dal proprio comune in zona arancione. Avrebbe potuto essere l'ennesimo video che inneggia la violenza postato in rete per fare il pieno di like, ma i militari dell'arma l'hanno fermato. A segnalare la sua presenza l'ex Chiari e Forti di Silea alcuni residenti che hanno avvisato subito le forze dell'ordine.
Paura stamane a Chiarano per un uomo caduto in acqua mentre pescava. L'episodio è avvenuto in via Chiusurata intorno alle 9:30. A soccorrere sono stati dapprima i passanti, poi i vigili del fuoco chiamati dai primi ad accorgersi dell'uomo in difficoltà. Le condizioni del malcapitato pescatore, una volta tratto in salvo, sono risultate di media gravità ma non desterebbero particolari preoccupazioni. È stato affidato per le cure del caso al SUEM 118. E di un altro salvataggio parliamo nel prossimo servizio. Torniamo a parlare dell'incendio di via Pennacchi a Treviso di qualche giorno fa. Angelo e Rosina sono i genitori della donna disabile salvata da un vigile del fuoco che da solo l'ha presa in braccio e portata in salvo, e adesso loro dicono: vorremmo incontrarlo per ringraziarlo. Se non veniva qualcuno a salvarsi, io non sarei stato capace di scappare. Scherzo. Impossibile non commuoversi per il signor Angelo, papà di Sara, la donna disabile di 48 anni salvata sabato pomeriggio dai vigili del fuoco nell'incendio della palazzina di via Pennacchi a Treviso. Mentre le fiamme divampavano al piano di sopra, il loro appartamento si riempiva di fumo. Angelo ha detto alla moglie di uscire. Con Sara le ha detto: rimango io, consapevole che se i soccorsi non fossero arrivati in tempo, entrambi avrebbero potuto rimanere intossicati o peggio soffocare. Non si pensa come per salvarsi, anche se ma quando si ha una figlia disabile che non poteva muoversi, ti guardava con gli occhi. Rosina era giù in strada. Io volevo andare verso la porta perché volevo andare a prendere la Sara. Un vigile mi ha preso con calma, con un buon modo. Mi ha detto: signora, lei stia calma, ci siamo noi, ci pensiamo noi. Da quella coltre di fumo è comparso, racconta Angelo, il loro salvatore, un vigile del fuoco che ha preso in braccio Sara, scendendo con lei le scale bagnate, portandola fuori in salvo. Io avevo la bambina così in braccio, amorosamente, l'ho vista proprio dal viso. E chi ce l'ha data? È stato, come dire, toccare il cielo. Ho avuto un sospiro grande, grande, una gioia immensa, perché almeno da qua ha salvato la vita. Sono senza casa ora Angelo e Rosina, sono una trentina i residenti del condominio nelle loro stesse condizioni. Per ora stanno in un bed and breakfast mentre Sara è al San Camillo, ma quel che importa è che sono tutti salvi. Continuano a dire grazie ai vigili del fuoco e soprattutto al loro salvatore. Io mi auguro che la prima occasione senz'altro di fare una bicchierata con lui almeno. Niente nuovi filari di prosecco sulle colline UNESCO almeno per 3 anni, e questa è la decisione presa nella riunione di questa mattina tra Unindustria, CIA, Confagricoltura, Coldiretti e le cantine sociali della zona, e approvata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Superiore. Dunque niente nuovi impianti nella DOCG per una decisione unanima che segnala anche una sorta di tregua nella guerra all'interno del Consorzio Conegliano-Valdobbiadene. Segnale di schierita che si accompagna allo sblocco totale della riserva dei 20 quintali per ettaro di prosecco superiore che tra 35 e 40 giorni potranno essere immessi sul mercato. Lo sport, il basket, non ce l'ha fatta nell'ultima di campionato la Reyer a sconfiggere da De Longhi, a sconfiggere la Reyer nel derby del basket, e chiude così con una sconfitta, un campionato comunque importante perché adesso ci sono i playoff. È arrivato il conto, ogni tanto i conti arrivano, bisogna avere la capacità di pagarli. Le montagne russe. Prima 6 vittorie di fila, poi 3 sconfitte consecutive. Non è così che la De Longhi voleva terminare la stagione regolare che l'ha vista agguantare gli storici playoff, ma la realtà dei fatti parla di una squadra che dopo il filotto da sogno ha visto scaricare le batterie in appena una settimana. E dopo Varese e Bologna il terzo schiaffo arriva proprio nel derby più sentito. 82-62 senza appello. Una gara nata già male con il forfait di Sokolowski e quello dopo appena 30 secondi di Imbrò. Credo che gli infortuni all'inizio ci hanno un po' disorientato, ci abbiamo messo un po' a prendere il giro, soprattutto nei primi 2 quarti, poi ci siamo anche un po' così, abbiamo perso un po' di fiducia. La vera debacle arriva però nel secondo quarto con appena 9 punti segnati in un quarto di gioco. Poi la reazione arriva nella seconda parte di gara, ma non basta contro Venezia. Le percentuali a fine gara sono impietose, 32% da 2 e 25% da 3. Gli unici a salvarsi dalla bocciatura sono Achele e Piccin, per il resto è notte fonda. Treviso chiude comunque il campionato a quota 28 punti e l'unica nota positiva è la lunga pausa prima dell'appuntamento più sentito, la off-season. Urge ricaricare le batterie velocemente, Treviso vuole giocarsela con tutti. Credo che adesso la cosa più importante sia recuperare, avremo tutto il nostro tempo, avremo 18-19 giorni quelli che saranno, e poi per preparare il momento più bello e goderci quello che meritatamente ci siamo guadagnati sul campo.
Adesso le notizie dal Bellunese. In primo piano anche qui le riaperture ovviamente in questa giornata, l'ampliamento dei pediatrici consentito a tutti senza burocrazia. La decisione del comune di Belluno per stare al fianco degli esercenti, però resta l'ostacolo del meteo che non consente di poter agire liberamente. Enrico! Oh! Porta dos spritz, un paio di pisse! Che ho 6! E un fungo! Una cappella rossa per scaldarmi! Vieni qua! No, sta calmo, sei tu matto? Guarda che qua tra Cinvia e piova e freddo, guarda che sono a Belluno. Uno sketch per non perdere il buon umore, la formula giusta per ricordare che a Belluno il giallo oggi vale rosso, visto che le condizioni meteo sono spesso proibitive e le riaperture solo all'aperto restano una chimera per ristoratori e baristi. Enrico e Luis delle Officine, la fabbrica del buon gusto, stanchi dopo un anno incerto, hanno comunicato su Facebook la loro decisione di tenere chiuso il locale nonostante all'esterno abbiano la disponibilità di un plateatico che potrebbe pure essere ampliato e senza burocrazia. Abbiamo reiterato il provvedimento a marzo di quest'anno, per cui chiunque voglia, fra i ristoratori, gli esercenti, mettere i tavolini fuori può farlo in modo molto semplice. Abbiamo messo a disposizione anche i posti auto, quelli comunali, i posti a pagamento, il carico e scarico. L'unico che è escluso ovviamente è il parcheggio che è adibito alle persone con disabilità. Ma la clemenza di Palazzo Rosso non è sufficiente, non in provincia di Belluno, dove perfino d'estate è complicato cenare all'aperto. Viste le caratteristiche del territorio in cui operiamo, in questo momento è impensabile aprire la sera, è troppo freddo e di giorno siamo comunque soggetti alle bizze del tempo. Non vogliamo aprire a singhiozzo in funzione degli eventi meteorologici, oggi aperto, domani no, chi lo sa, perché voi, i nostri collaboratori e gli ingredienti che trattiamo meritano un trattamento serio. Gli operatori vogliono tornare a lavorare con il sorriso, continuando a rispettare le norme, ma nelle condizioni di poterle seguire facilmente. Impensabile perciò riaprire questa settimana contrassegnata da meteo avverso, almeno fino al weekend. Nel frattempo ci godremo questa bella settimana di sole e io e Luis prenderemo il sole. Ah no, piove, aiuto! C'è anche chi la prende con ironia, ovviamente. Addio al celibato, con finale a sorpresa, ma questa volta davanti al futuro sposo. Dalla classica torta gigante sono usciti i carabinieri forestali che hanno sorpreso e multato per divieto di assembramento 19 persone, tutte residenti tra le province di Belluno, Treviso e Vicenza. La comitiva sarà data appuntamento a quota 1200 metri nella casera di proprietà dell'amministrazione comunale di Borgo Valbelluna tra Zelante e Cozzolin, normalmente adibita a bivacco per gli escursionisti. Sono state le numerose auto parcheggiate lungo la strada a insospettire i militari che nel weekend stavano svolgendo servizi anti-Covid in zona. Tutti i presenti sono stati identificati e sanzionati. Ce ne sono stati parecchi negli ultimi mesi, parliamo degli attacchi informatici alle aziende. Allora nasce una task force proprio per mettere in sicurezza le imprese. Spesso si pensa che sia un problema del PC, no? E quindi lo si aggiusta accendendo o spegnendo il computer, delle volte riparte, invece il nostro punto debole, fragile è anche questo. Diffondere la conoscenza sulla sicurezza dei dati e degli impianti del ciclo produttivo sta diventando un imperativo per le aziende, sia quelle grandi e strutturate che per le più indifese, medio-piccole. Gli attacchi cyber sono sempre più frequenti e stanno causando danni economici importanti. Nella sola provincia di Belluno, anche a causa della pandemia che ha agevolato il lavoro da remoto, lo scorso anno gli attacchi dei criminali informatici hanno azzoppato 4 aziende con una crescita esponenziale sui singoli cittadini. Confindustria Belluno Dolomiti ha avviato un nuovissimo servizio che ha come obiettivo quello proprio di supportare le associate per limitare il rischio cyber. Garantire la sicurezza informatica degli impianti che produciamo è ormai un imperativo, parlo proprio anche per tutte le aziende manifatturiere. L'imperativo è anche che il cliente che si dota di tecnologia sia sufficientemente preparato a ciò che questo comporta. Stop dunque alle minacce, alle richieste di riscatto per poter rientrare in possesso dei propri dati, rafforzando la sicurezza aziendale. Fondamentale ed è anche urgente il presidio di almeno 2 aspetti di questo rischio.
Il primo è quello di realizzare un'analisi, una consapevolezza del proprio profilo di rischio. Il secondo è quello di predisporre un'adeguata, preparazione alla risposta ad eventuali incidenti, che sia possibilmente strutturata, mirata sul tipo di incidente che può veramente accadere nel contesto dell'azienda. Il nuovo servizio sarà messo a disposizione di tutte le aziende del territorio, che possono contattare Confindustria alla mail cybersecurity@reviviscar.it. Dalle 21:15 come sempre Ring, come ogni lunedì e come ogni martedì. Allora, puntata molto ricca questa sera. Rivedremo Cristian Arboit e Nicola Marcato in giro per la città di Treviso, e dopo aver visto i bar e lo spritz vedremo anche i ristoranti all'opera questa sera, se appunto ci saranno i clienti o meno. Vedremo appunto come andrà. E poi Alberto Stefani della Lega, il commissario della Lega in Veneto, l'onorevole Alberto Stefani. Poi Giacomo Possamai del Partito Democratico, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Ci sarà Iuri, il titolare della palestra di Maser, nominato ministro dello sport del governo ombra creato dal movimento Io Apro. E poi Alda Vanzan, firma importante del Gazzettino. Gli ospiti appunto di Ferdinando Varino questa sera dalle 21:15 a Ring. Non mi resta che lasciarvi il meteo. Arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati, ingresso per cappotti. Benvenuti al meteo. L'arrivo di una perturbazione ha già fatto sentire i suoi effetti in questo inizio di settimana in zona gialla, e l'instabilità ci terrà compagnia ancora per diversi giorni. Vediamo il dettaglio di martedì 27 aprile. Sul Veneto sin dal mattino cielo molto nuvoloso, avremo precipitazioni diffuse e localmente anche forti. Col passare delle ore i fenomeni tenderanno a diradarsi e progressivamente a cessare entro sera. Sarà abbastanza ventoso in pianura con venti dai quadranti nord-orientali. Temperature ancora in generale calo, minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto con rovesci dappertutto, ma anche in questo caso tenderanno a cessare in serata. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, valori massimi oscillanti tra gli 11 e i 13 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui precipitazioni diffuse. Sui settori alpini di confine invece non si escludono maggiori schiarite. Temperature minime sugli 8 gradi, massime infine sui 15 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati, ingresso per cappotti.